Quindi anche con un po' di anticipo ce la prendiamo con calma in questo blocco con due amici che tornano appunto a trovarci e che si occupano di auto per differenti motivi. Chi le racconta e le spiega e chi le vende, diciamo, è sul mercato per altri motivi. Quindi, parliamo del dottor Antonio Rione e di Gabriele Piras. Buongiorno Tony, buongiorno Gabriele. Bentrovati cari amici. La formalità l'abbiamo già vogliamo parlare finita subito del mercato perché è la cosa più bella. 24 e qualcosa per cento. Abbiamo letto, ragazzi. Il mercato ha fatto perché boom. però è un boom vero o come al solito? Esatto. Un boom legato a una grossa campagna promozionale di Fiat che era un po' in ritardo sul mercato, ha deciso di... quindi il mercato lo traina Fiat. Se Fiat fa le campagne... In Italia ha un ruolo preponderante la Fiat, è un dato diciamo oggettivo. che si sono smutandati per loro necessità oggettive, giustamente intercettando una domanda latente di cui abbiamo sempre parlato, cioè quelli che la devono cambiare ma non possono, non vogliono, hanno inventato una formula che poi alla fine è un gioco delle tre carte, però per il cliente è visivamente conveniente, e tutti sono andati a rottamare il vecchio carciofo marciante. Perché hanno utilizzato ancora la rottamazione? Una rottamazione, il nome rottamazione diciamo è evocativo, di fatto è una promozione che ha coinvolto soprattutto i modelli più economici, Panda e Punto, ma anche la Y, con sconti un po' più alti del solito, legati a un finanziamento, insomma un po' di trucco c'è, ma quello che conta è che hanno stimolato fortissimamente la domanda dei loro prodotti e forse un po' anche quelli degli altri, perché hanno incuriosito. Non è l'unico marchio che è salito, insomma. I dati di mercato comunque sono aumentati anche grazie all'Expo, quindi il noleggio che è andato a affiancarsi. Esatto, quindi grazie anche all'Expo 2015. Ha dato già 6 mesi dove chi arriva lì deve spostarsi in qualche modo, chi ci lavora deve spostarsi. Però il grosso è esatto. già venuto a marzo, diciamo che la domanda dei privati è aumentata effettivamente. A livello locale, dove poi si nota meglio, perché non è che i noleggiatori che vogliono, diciamo, prepararsi per l'Expo targhino a Cagliari. Cagliari ha fatto un più 22 che era anni che non lo faceva, minimo una decina d'anni, è vero. Verificando che modelli sono stati venduti, perché io sono andato a fare quello ieri per ovvi motivi legati al mio lavoro, e ci sono appunto questi due modelli Fiat che hanno fatto numeri fantasmagorici. Sei stato all'Expo? No, sono stato a vedere i dati. I dati, pensavo fossi stato già anche all'Expo. Ma ci andrà. No, volevo sapere Aspetto che un po' lo finiscano, non vorrei che mi cadesse dove tra l'altro che vetrina ti venisse addosso. Dove tra l'altro il gruppo FCA è partner, quindi. Certo. Sì. Allora, ovviamente. Inciso, visto che ci siamo e questa è anche la sede e la nostra bella Miss Italia è ormai in rotazione con gli spot, Kia è lo sponsor principale. Kia è lo sponsor di Miss Italia da alcuni anni e noi come Orione Motors, stavolta devo fare un po' di pubblicità, sosteniamo la loro organizzazione, abbiamo fornito dei mezzi, stiamo facendo degli eventi. Siamo felici perché noi quest'anno siamo i detentori di quello che sarà il gran bel circo e famiglia di Miss Italia con Michela Giangrasso. Ci si vedrà più spesso di quanto questa è una cosa che ci fa. Ci sarete anche voi due. Ora attenzione, al di là dei loro due a Miss Italia che ma io li vedo molto bene. Li vedo molto bene. Qual è il problema? Bisogna allargare la pluralità delle potenzialità. Se vogliamo prendere o no. Rinchiuso. Ma per io forse no. Io posso essere in supporto al mercato. Benissimo, sì, al mercato del pesce. Detto questo, andiamo sul territorio che vogliamo tastare, che abbiamo già tastato, che è l'elettrico, del quale insomma anche l'ibrido sarà il futuro. È l'ibrido, certo. Possiamo usare questo? Sarà il futuro? Sì, l'abbiamo parliamo detto, di ecologia in generale. Cerchiamo di capirci un po' meglio, perché si parla sempre tanto di elettrico e di ibrido. L'ibrido forse è un po' più. Diciamo che sono 20 volte maggiori, ovviamente legato al fatto che se c'è diffidenza sull'ibrido, perché proprio prima fuori onda raccontavo della diffidenza percepibile sul fatto che la gente non ha idea cosa siano le nuove tecnologie, non sa come funziona il prodotto, ha idea che la batteria si debba cambiare ogni paio d'anni tipo telefonino, cosa che non è. Del popolo, dell'acquirente medio è che ma poi dopo ho più problemi, la macchina mi si rompe di più. No, c'è la stessa, c'è diffidenza e c'è ignoranza anche sull'elettrico. Molti non si rendono conto che ovviamente la macchina elettrica non può costare poco, no?
uno dei limiti alla diffusione, oltre al fatto che non vi sia una facilità di ricarica in tempi brevi, è cose, il costo, cioè tutti si aspettano la macchina elettrica come se fosse la macchinetta che regalano al figlio per il compleanno. Gabriele, tu che in questi giorni hai testato insomma l'elettrico e che comunque per mestiere fai test drive molto spesso su tante motorizzazioni. È una macchina elettrica a pannelli solari, ragazzi. Questa è un'altra cosa. Questa è un'auto totalmente green. Sai che ha realizzato un ragazzo giapponese di 19 anni. Sì. Ha realizzato quest'auto a pannelli solari, con meno, è riuscito a realizzare questo prototipo con meno di 2.000 euro, circa 1.800 euro. Infatti, ha tappezzato l'auto di pannelli solari. Tutti anche i 1.800 euro perché esteticamente tenete presente che c'è un aereo a pannelli solari che vola, sta camminando e facendo il giro del mondo, ma che non vuole usare nessuno, perché alla fine il petrolio comanda, perché sempre lì il discorso, finiamo sempre alla solita. Ma questa macchina, rendici adotto, questa macchina potrebbe essere un futuro qualcosa? Diciamo che partono tutte come idee, come prototipi, poi non so se vengono realizzate. Però per quanto riguarda i pannelli solari, la Ford, non per parlare della concorrenza, la Ford ha realizzato la C-Max Solar Energy, dove l'auto, oltre ad essere un plug-in ibrido, quindi può essere sia ricaricato tramite la colonnina oppure tramite la motorizzazione ibrida, anche i pannelli solari sul tetto. Concorrono a caricare la macchina. Io non vorrei dire, sulla Prius ci sono già 2 anni. Esatto. C'è anche la Prius. Modo. Lui è già un profeta. Però il cliente medio è lontano, capisci? Non si rende conto della potenzialità di questi prodotti perché è diffidente sul funzionamento. Allora, noi ne abbiamo provata una insieme l'altro giorno, in realtà questo momento andrà poi tutto completo, purtroppo per voi, per quanto mi riguarda, nel senso io mi sono divertito molto, ma purtroppo per voi perché ci sono io alla guida e anche per Gabriele. Ma c'era Gabriele. Era infatti però ha guidato Matteo. Guidavo io e abbiamo provato la C0 della Citroën. E com'era? E adesso te lo faccio vedere. Vediamo, dai. Un assaggino. Sono curioso. Mi trovo davanti alla sede di Sardegna 1 per incontrare il nuovo ospite di Sardegna Motor News Experience, che insieme a me avrà il piacere di testare la Citroën C0, un'auto totalmente elettrica della casa del Double Chevron. Venite con me, andiamo a incontrare il nostro nuovo ospite. Ciao Matteo. Buongiorno, anzi, grazie per essere venuti a Pleni perché io non mi sarei mai scollato da qua, visto il da farsi che c'è ogni giorno. No, ne approfittiamo per farti rilassare, per essere mai a provare la Citroën C0. Gli unici momenti che ho per rilassarmi sono questi qua, io vorrei fare una cagata. Funziona così, ci segui e andiamo a provare l'auto. Matteo, ci troviamo a bordo della Citroën C0, un'auto totalmente elettrica. Non si sente niente, Gabriele, ma è sicuro che è accesa sta roba? È accesa. Non sento rumori io. Siamo al centro di Cagliari, nella zona ZTL, dove possono passare negli orari vietati giustamente solo le auto elettriche. Ma tanto per capirci, questa dove io sono seduto e tu a fianco a me ti fidi che io guidi, quanto costa, per capire? Io sono quello del popolo, capito? Si aggirano intorno ai 35.000 euro, poi dipende dall'allestimento, dagli optional. Il mercato dell'auto elettrica ha registrato un 400% in più rispetto all'anno precedente. Sicuramente c'è da contare anche quelli che la acquistano, tipo polizia municipale e quant'altro, perché anche se viaggiando, ma perché poi questa è una macchina bellissima, stupenda da un punto di vista della praticità che hai in giro per la città. A proposito di consumi, te la butto lì, la mia bolletta della luce, della corrente, quanto deve soffrire? Un pieno, quindi ricaricandola da 0 al 100%, ti costa poco meno di 2 euro in 6 ore di ricarica. Quest'auto la puoi ricaricare tramite una classica presa di corrente 220 oppure tramite una colonnina ripresa rapida che in meno di mezz'ora te la può ricaricare oltre l'80%. Comunque in ogni caso il pieno non ti costa più di 2 euro. Fantastico, pensando che la mia macchina che va a gasolio, un pieno non sono meno di 70 euro.
momento la sensazione. Abbiamo messo un assaggino, poi ne avremo un altro nel prossimo blocco, ma la domanda era ma quanto costa? E la risposta era 35.000 euro. Quindi la successiva domanda è, e la faccenda qua, ma chi se le compra ste macchine? Ma infatti non sono adatte alla vendita al privato. Cioè la Yaris ibrida costa 16.000 sì, ed è accettabile sul piano del mercato. Certo. E quindi è quello il problema. Cioè tu puoi fare tutti gli sforzi del mondo per dire dobbiamo essere ecologici e attenere all'ambiente, ma se poi tu capitalista che incentivi il petrolio e non l'elettrico, è un problema di industrializzazione. Cioè un'auto elettrica oggi è costruita quasi self-made, cioè i numeri sono così bassi che non c'è ma sono batterie che devono durare 10 anni, sono molto alti, quindi chi se la compra? Il figlio di Paperone De Castro? Se fai una questione di costi, come? Le noleggiano forse più vediamo quanto è la percentuale. Che altro, se fai una questione di costi non rientri neanche nell'ammortizzazione. 0,1, quindi non c'è mercato di fatto. No, per il privato è impossibile. Chi è che comprerebbe un'auto elettrica? È difficile, costano tutte dai 35 in su, che siano piccole, medie o grandi. Questo fa capire perché anche una BMW costa 40, una Kia Soul costa 36, cioè non è competitivo. Però secondo i dati di mercato l'interesse sta crescendo, anche perché l'Unione Europea entro il 2020 metterà il limite di emissioni di CO2, lo abbasserà dai 130 grammi per chilometro attuali a 95. Quindi anche dal punto di vista della comunità europea e delle case automobilistiche l'interesse comunque sta crescendo. Le case devono investire, capito? No, chiaro, però se non arriverà a un certo punto uno a dirti dalla comunità europea, signori, l'emissione di CO2 deve essere zero. In alcuni paesi, allora, tipo la Danimarca, la Svezia, la Norvegia, lo Stato incentiva moltissimo, o meglio, disincentiva chi compra le macchine tradizionali. Appunto, per cui in quei paesi o hai un modello elettrico o non vendi. La Svezia è anche quel paese che a un nuovo nascituro gli garantisce a 18 anni la casa. Gli compra la casa e gli dice a 18 anni questa è tua, eccola qua. Anche l'Olanda, noi ad esempio tutti i test drive anche della Toyota, della Lexus l'abbiamo fatti lì in Olanda, perché comunque sono regioni che si prestano. Sono paesi che si prestano proprio a questa mentalità. Una maggiore ricchezza diffusa, questo va detto. Ma poi ci sono anche problemi tecnici. Ecco, per caricare una macchina elettrica, quanto tempo? Lo diciamo dopo. Lo diciamo pubblicità. Dopo. Benissimo. E quindi ci prendiamo questo piccolo spazio per riflettere bene quanto tempo ci vuole. Sì. A tra poco. Stavamo parlando delle ricariche, c'è anche da meno, 6 ore. Sì, la ricarica veloce. All'inizio forse che mancano i supporti. Esatto, mancano le infrastrutture, sì. Anche perché poi i servizi non ci sono. Ma perché se non si inizia non si inizierà mai. Come dire, perché siamo andati sulla Luna nel 69? Certo, non è che stiamo viaggiando. Io la faccio la domanda perché comunque è di massa. Quando arriverà a costare come una macchina normale, quando non ci sarà più petrolio, essere utilizzata realmente, perché sennò diventa sempre un bel esperimento che rimane lì. Giustamente la tecnologia evolve, no? Nel senso, ad esempio, l'ibrido, che oggi in Italia rappresenta l'1,5% del mercato, sembra poco ma è un successo, è uscito 20 anni fa. Le elettriche che sono uscite 4-5 anni fa, prima di arrivare a superare la soglia, adesso sono alla 0,1, quindi praticamente solo quelle che comprano i comuni e quelle che si targano i concessionari. Abbiamo visto, ci vorranno degli anni, ci vorrà la diffusione di massa, ci vorranno le infrastrutture. È chiaro che o tutti hanno la presa sotto casa, i nostri figli si strutturano i condomini. Speriamo. Ti faccio un esempio cretino: 30 anni fa, 40 anni fa, se si iniziassero a fare con i posti auto, con la presa, forse già un piccolo limite sarebbe superato. Poi possono nascere anche dei servizi nelle strade, vero? Certo. Sì, comunque, il comune sta facendo qualcosa, però c'è da fare un altro ragionamento, come dico sempre io: a far benzina ci vogliono 5 minuti, a fare il pieno con auto elettrica ci vuole almeno 1 ora, 2 ore, quindi non è che basta una presa in Piazza Repubblica e tutti si caricano lì, perché se c'è già un altro attaccato. Però io ho letto da poco, anche mezz'ora. È possibile mezz'ora. Sono colonnina a ricarica rapida, per fare mezz'ora. una macchina dell'80% come questa, dove le percorrenze sono 50-60 km. Certo. Cioè se il massimo è 150, alcuni mesi fanno arriverà a circa 250 km, sono mesi più moderni, più costosi. Torniamo a lì: se vuoi comprarti una Tesla che costa 60.000 euro, ha percorrenze di 200-250 km, una Kia Soul ne ha 200, ma già parliamo di 36.000 euro.
ritorniamo al grosso problema. Costo-beneficio, quello va, si compra la Panda, la spesa non giustifica l'impresa in questo momento. Però posso dire che alcune case, per incentivare proprio lo sviluppo delle auto elettriche, hanno messo i loro brevetti open source, quindi liberi. Anche Toyota. Sì, esatto, come ha messo Tesla, anche oppure Toyota open source. Se li vuoi copiare, Toyota ha messo anche l'idrogeno open source, in modo tale che entro il 2020 l'ha messi liberi entro il 2020, mi sembra. No, li possono usare già da adesso volendo. Sì, però scadrà i brevetti liberi scadranno nel 2020. Sì, Visto che siete qua e uno le macchine le vende da una vita, l'altro le prova da una vita. Lui le prova, che cosa? Le provo anch'io. Ci mancherebbe altro. Uno che le vende le prova per forza. Lui fa la televisione attraverso un programma. Lui è promozionale, per l'attività promozionale. Indirettamente le vendo anch'io. Ragione interessante. Interagisce col mercato. Si ferma qui. Esatto, la mia domanda non era se avevate un'interazione di che tipo, non era quello. No, c'è una simbiosi tra i due. Però volevo sapere, tu che sei, ma voi che alla fine girate molto e provate tanti modelli e tante macchine, cosa manca ancora per avere il totale comfort e che il cittadino che va, l'acquirente che va, sia sempre completamente soddisfatto del prodotto che compra? In generale o sull'elettrico? In generale. Il vero limite del nostro mercato è diciamo la capacità di acquisto del cliente italiano e il prezzo medio, tant'è che, come dicevo prima, bastato abbassare un po' il prezzo o quantomeno raccontare che è stato abbassato e si è smosso. Oggi qualunque marca, sto parlando chiaramente non a mio favore, che è stato abbassato è bellissimo come concetto, riesce a soddisfare il cliente, soprattutto se uno scende da una macchina. Noi oggi vendiamo macchine molto tecnologiche. Giusto ieri un aneddoto raccontavo una Yaris a un'amica che è venuta, gli ho parlato della telecamera, dice scusami io sono antica, no, cioè per lei la macchina era quella che aveva comprato 10 anni fa, che magari aveva già 5, 6, 7 anni di vita progettuale. Cosa c'è adesso? Il cliente non se ne rende conto. È un po' come passare le macchine di oggi, adesso non stiamo facendo il discorso solo dell'ibrido e dell'elettrico, che è come passare dal televisore in bianco e nero a colori in termini di tecnologia, certo. Per fare una metafora, è che molti si rendono conto che hanno una roba vecchia tecnologicamente e con consumi più alti, sicurezza inferiore, e non sanno che comprando in una nuova, magari spendendo relativamente poco, possono avere molto di più. È un problema di conoscenza e di interesse. È un fatto culturale, oltre di interesse. C'è pigrizia. È la tecnologia che non viene apprezzata, più che altro non c'è educazione ancora dal punto di vista. Il cliente deve essere educato anche dal punto di vista dell'ibrido, per tornare al discorso delle. Tu l'hai guidato, cosa è successo? Cosa ti è sembrato? Beh, io le ho provate tutte, sia dalla Lexus alla Toyota, che comunque sono i produttori numero uno al mondo per quel che riguarda questa tecnologia. Quel che manca è proprio, è uno dei temi che toccavamo alle conferenze stampe, l'educazione al cliente in determinata maniera. Ad esempio, non è vero che dopo i 30-40 km/h il motore elettrico a filo, diciamo, mantenendo una velocità di crociera costante, ritorna in funzione anche l'elettrico, quindi si consuma sempre di meno. È un po' come la pentola a pressione, tante massaie ancora non la vogliono usare. Mandiamo anche il secondo piccolo stralcio della prova della C0 che abbiamo fatto insieme, ma io gli ho fatto una domanda che era ok, cioè charge quando tu vai in discesa o freni e la macchina si funzione di ricarica, no? Eco quando sei in quella velocità che ti permette di stare a risparmiare veramente, e poi il resto consuma power, energia. Stare sull'eco vuol dire andare a 50 all'ora al massimo, e che poi sarebbe botte in realtà piene, moglie ubriaca. No, certo. Ma sono auto da città, quindi per spostarsi e non per fare le gare. Tanto più di 50 all'ora prendi la multa. Matteo, vorrei parlare di un mio amico che tu conosci benissimo, perché sei tu, che parla ancora di piacere di guida nell'auto, no? Cioè della soddisfazione della guida. Noi siamo, questo è un retaggio culturale di quando in termini di velocità e accelerazione e stiamo sbagliando tutto, dal luogo A al luogo B, facendo spendere il meno possibile e inquinando il meno possibile. Esatto. Se non si supera questo limite, come se fosse una cosa. Quindi mi hai appena dato dello standio. No, te lo standio sulle prestazioni del cambio automatico, so che ti piace. Però è quello il problema, cioè tutti i limiti dell'elettrico e al cavalluccio. Allora sono fatti culturali. Bisogna cambiare in termini radicali la cultura, allora, totalmente. Sì, ma guarda, io volevo aggiungere una cosa. Io ho avuto modo di provare da Cagliari a Villa Simius. Paradossalmente consumo di meno
ho riscontrato dei consumi di meno tornando dalla litoranea, dove in curva e nelle discese discese, vai più piano, si riesce a ricaricare, andare a velocità di crociera più costante. Vediamo il filmato. È impaziente. Voglio capire, sono curioso, mi voglio acculturare alle innovazioni. Caro il mio delfino curioso, adesso l'invito loro sto recependo, il loro se sta zitto lo vediamo. Sì, Fabietto, Mollarici. Quanti chilometri ci posso fare con I tagli tecnici di questa macchina? Ha una larghezza di poco più di 1,5 metri, una lunghezza di poco più di 3,5 metri e un'altezza di 1,60 m circa. Come ti sembra? Molto confortevole, adesso non so. Posizione di guida ti piace? Molto comoda. Cosa possiamo aggiungere? È un'auto ha una potenza di 64 cavalli che raggiunge, diciamo, nella modalità power dai 3.000 ai 6.000 giri. Velocità massima? Velocità massima dichiarata 130 km/h, non so se vuoi provare. Sì, ma dove devi andare a 130? Vai piano. Radiofonico. Io ho iniziato una volta finite le superiori con i villaggi turistici. Poi io non volevo fare tutta la vita ai villaggi, ho detto vabbè, ma a me la radio mi è sempre affascinato. Il primo giorno sono andato in una radio, ho chiesto a un amico che aveva la sorella che era fidanzata con uno che faceva la radio in cui sono nato a Varese, mio padre di Grosseto, mia madre di Brescia, sono sempre stato un po' in giro, poi dopo in giro definitivamente con i villaggi, però sono andato a fare un provino in questa radio da imitatore. Quello che faccio qua, televisiva, l'ho iniziata poi anche su facendo anche altre cose, anche radio, anche la televisione, l'ho iniziata su facendo un programma che era una sorta di colpo di fulmine, insomma un po' di cose prima di venire qua, poi sicuramente qua ho trovato la Sandalion. Bene, tutto l'intero giro, la Sardegna e di Cagliari soprattutto. Bene, grazie di cuore ragazzi. Grazie a voi. Buon lavoro, domenica, ore mezzogiorno e mezzo, da mezzogiorno e mezzo all'1, Sardegna Motor News su Sardegna 1 e dove se no.